amici di Sportisili, scusate i disagi tecnici, siamo qui al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per vedere la partita tra Athletic Club Palermo e Renzo Lopiccolo. Il risultato per ora è sullo 0-0, pochi minuti dal calcio d'inizio. Rimessa laterale dell'Athletic, che gira al portiere. Intervento non ritenuto falloso dall'arbitro, Athletic la ridà al portiere. Dribbla l'avversario. E viene spazzata in rimessa laterale per l'Athletic. Rimessa laterale in zona pericolosa per la Renzo Lopiccolo. Attenzione, pallone in mezzo, gli sfugge all'attaccante della Renzo Lopiccolo l'occasione di fare tap in, ma attenzione, occasione persa per la Renzo Lopiccolo di portarsi sin da subito in vantaggio. Riparte l'Athletic che nei primi minuti di gioco ha fatto fatica ad uscire dalla propria metà di campo, ma ecco che riparte. Occasione mancata, ma rimessa laterale per l'Athletic. Attenzione, tentativo di attacco dell'Athletic nella fascia sinistra, ma in qualche modo la Renzo Lopiccolo riesce a toccare il pallone e metterlo in fallo laterale. Tentativo di ripartenza fallito da parte della Renzo Lopiccolo. L'Athletic decide di ripartire al portiere, ma attenzione, errore che viene subito, a cui viene messa subito una pezza da parte del difensore dell'Athletic. Ma attenzione che ripartono sulla fascia sinistra quelli della Renzo Lopiccolo. E altro errore difensivo da parte della difesa dell'Athletic. Ci mettono nuovamente una pezza ma non riescono ad evitare il calcio d'angolo. Sarà corner quindi per la Renzo Lopiccolo. Non riesce a trovare la testa di nessuno degli attaccanti della Renzo Lopiccolo il corner, ma palla messa in rimessa laterale. Decide di ripartire dal portiere nuovamente l'Athletic, che prova in qualche modo a riuscire ad uscire dalla propria area difensiva. Sta facendo molta fatica l'Athletic a uscire dalla propria metà campo. Una pressione asfissiante finora quella fatta dalla Renzo Lopiccolo nei confronti della difesa dell'Athletic, che non sembra riuscire in alcun modo ad uscire dalla propria area difensiva. Errore da parte del difensore, prova del tiro alla distanza da parte del giocatore della Renzo Lopiccolo, che però troppo alto, va a finire in rimessa al fondo da parte del portiere.
pressing da parte dell'Arenzolo Piccolo per l'Athletic, prova a sfuggire sulla fascia destra, passaggio errato e tentativo d'attacco da parte dell'Arenzolo Piccolo che potrebbe mettere in corner, lo fa ma non trova nessuno. Sarà rimessa laterale per l'Athletic. Qualche minuto di troppo, perché l'arbitro dice che si può proseguire. Attenzione, attacco dell'Athletic che viene subito sventato dalla difesa dell'Arenzolo Piccolo che mette in fallo laterale. Nuovamente in fallo laterale per l'Athletic. Lancio sbagliato da parte del difensore che però continua in un intervento non ritenuto falloso dall'arbitro, ma il portiere ci mette una pezza. Il portiere riparte dal compagno accanto. Passaggio sbagliato e recupero dell'Athletic che però a sua volta con un passaggio sbagliato ma riesce a recuperare nuovamente palla. Il difensore ci mette una pezza e mette in fallo laterale palla. Attacco da parte dell'Arenzolo Piccolo subito smontato dalla difesa dell'Athletic, ma rimane ancora la palla nella metà campo dell'Athletic. Prova la ripartenza ma non riesce ed ecco che arriva l'attacco dell'Arenzolo Piccolo nuovamente dal difensore. Attenzione, riparte l'Athletic, filtrante errato, palla per l'avversario che prova a rilanciare subito l'attaccante dell'Arenzolo Piccolo, non riesce però ad agganciare il pallone. Passa laterale da parte dell'Athletic. Sedato dalla difesa dell'Athletic che prova a ripartire sulla fascia sinistra, ma non riesce nel tentativo. Lancio lungo da parte dell'Arenzolo Piccolo che riesce a trovare l'attaccante che prova ad accentrarsi ma non riesce, la palla finisce. Riparte l'Athletic. Recupera palla l'Athletic
grande occasione, viene murato dal difensore. Sarà corner quindi per l'Athletic. Attenzione, batte il corner, subito sventato. Subito ripartenza da parte dell'Arenzolo Piccolo che riparte sulla fascia sinistra, viene rapidamente fermato e sanzionato. Punizione battuta lunga da parte dell'Arenzolo Piccolo che prova a cercare un compagno nell'area avversaria, trova semplicemente le braccia del portiere che sicuramente può fare il pallone e riparte dalla difesa. Errore da parte della difesa dell'Athletic Club Palermo, grande occasione per l'Arenzolo Piccolo di mettersi in vantaggio, parata miracolosa da parte del portiere dell'Athletic che sventa il gol del potenziale vantaggio dell'Arenzolo Piccolo. Attenzione, ripartenza Athletic, grande occasione per l'Athletic che riparte, errore nel passaggio e palla recuperata da parte dell'Arenzolo Piccolo, ma attenzione, l'Athletic ci riprova, lancio lungo a cercare l'attaccante dell'Athletic, numero 7 che dribbla, si trova da solo davanti al portiere e per un pelo sfiora il gol del vantaggio. Altro errore da parte della difesa dell'Arenzolo Piccolo, occasione dell'Athletic per attenzione, riparte l'Arenzolo Piccolo, ripartenza sventata da parte della difesa dell'Athletic, fallo laterale per l'Arenzolo Piccolo. Rimessa dell'Athletic che prova a rilanciare la squadra ma subito intercettata da parte dell'Arenzolo Piccolo che prova a ripartire. Errore nell'intercettazione del passaggio, palla nuovamente all'Athletic che riparte dal fondo. L'Athletic finalmente in parte liberatosi da parte della pressione asfissiante dell'Arenzolo Piccolo nei primi minuti di gioco, prova ad affondare il corpo, approfittare del momento. Attualmente attenzione, ripartenza da parte della fascia laterale, la mette in mezzo, tentativo di tiro troppo alto, poco pericoloso per il portiere.
dell'Athletic. Battuto il corner, svetta il difensore Larenzo Lo Piccolo che porta la palla in una zona meno pericolosa e Larenzo Lo Piccolo tenta di ripartire. Tentativo sventato da parte dell'Athletic che accompagna la palla in fallo laterale. Lancio lungo da parte della Larenzo Lo Piccolo, errore da parte del portiere dell'Athletic che prova a bloccare il pallone ma in realtà favorisce un corner per Larenzo Lo Piccolo, errore pericoloso da parte dell'ultimo uomo dell'Athletic. Batte ma poco pericoloso il tentativo da parte della Larenzo Lo Piccolo. Riparte da Larenzo Lo Piccolo sulla fascia destra. L'Athletic in qualche modo riesce a riprendere il pallone e prova a rilanciarsi. Sulla fascia da parte della Larenzo Lo Piccolo che prova ad accentrarsi, i difensori dell'Athletic provano a metterci una pezza ma il direttore di gara ferma tutto, sarà fallo. Sembrano avere leggermente allentato. Attenzione, che mantiene l'Athletic nella propria area. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco e richiama uno dei difensori dell'Athletic. Punizione al limite dell'area per Larenzo Lo Piccolo, si posiziona alla barriera dell'Athletic. Batterà il numero 3. Attenzione, tiro murato da parte della barriera dell'Athletic, ma attenzione, la difesa dell'Athletic allontana il pallone, ancora però in possesso della Larenzo Lo Piccolo, che tenta in tutti i modi di rilanciarsi in avanti. Attenzione, ripartenza sulla fascia destra da parte della Larenzo Lo Piccolo, recupera il pallone l'Athletic e prova a rilanciarsi, lancio lungo per i compagni, ma nulla da fare. I difensori della Larenzo Lo Piccolo allontanano il pallone.
Sarà corner per l'Athletic. Prova il colpo di testa ma manca la porta, l'attaccante dell'Athletic. Fino ad ora non moltissime le chance pericolose da parte dell'Athletic, in parte soggiogato dall'asfissiante pressing della Renzullo Piccolo. Prova a rilanciarsi da Renzullo Piccolo sulla fascia sinistra, intervento da parte del difensore che non va benissimo la palla. Palla messa in calcio d'angolo dal difensore dell'Athletic. Sarà l'ennesimo angolo battuto da Renzullo Piccolo. Attenzione, battuta. Rischio per l'Athletic. Il portiere riesce in volo a metterci una pezza sul tiro dell'attaccante della Renzullo Piccolo e riparte subito. L'Athletic prova a ripartire mettendo però il pallone in fallo laterale a favore della Renzullo Piccolo, che riparte subito. Laterale per la Renzullo Piccolo e nuovamente palla in calcio d'angolo, rimessa dal fondo. Riparte l'Athletic che tenta in ogni modo di cercare di uscire dalla propria area, lo prova a fare un lancio lungo, attenzione, attacco pericoloso da parte della Renzullo Piccolo, intervento falloso da parte del difensore dell'Athletic. Sarà nuovamente un calcio di punizione al limite dell'area in favore della Renzullo Piccolo. Si posizionano due uomini dell'Athletic per la barriera. Distanza parte della Renzullo Piccolo, ampliamente messa al fondo. Tenta ancora l'Athletic di uscire dalla propria area difensiva.
rischioso da parte della Renzo Lo Piccolo e sarà punizione per l'Atletic. Recupera il pallone l'attaccante Renzo Lo Piccolo, prova ad imbucare, troppo impreciso, finisce tranquillamente. L'Atletic riesce a sventare l'ennesimo assalto della Renzo Lo Piccolo alla propria area e prova a ripartire. Un passaggio forse un po' troppo impreciso per il compagno, finisce facilmente tra i piedi del difensore della Renzo Lo Piccolo. Lancio impreciso da parte dell'Atletic, laterale per la Renzo Lo Piccolo. Altra fuori gioco, l'arbitro tenta, il portiere decide di non battere subito. L'Atletic prova a rilanciarsi sulla fascia sinistra, il giocatore dell'Atletic viene bloccato, ma per il direttore di gara è rimessa fallo per la Renzo Lo Piccolo. Richiama all'ordine il direttore di gara. Il direttore di gara dice che può bastare per questo primo tempo,
Risultato fermo sullo 0-0 al velodromo Paolo Borsellino tra l'Athletic Club Palermo e la Renzolo Piccolo.
Riprende il secondo tempo di Athletic Club Palermo Renzo Lo Piccolo. Risultato fermo sullo 0-0. Montagnani, siete con Damone a sinistra! Montagnani, ma che ci fa Riccardo a sinistra? Prendi, oh, Orla, prendi. Seba! Forza Seba! Montagnani, lui a sinistra e qui uno! Tu sull'uomo, lui a centro! Samu, sei troppo basso, Samu, non c'è nessuno, dove vai? Dove vai? Ciao! Forte, forte! Athletic prova a partire sulla fascia destra, ma viene interrotto. Sarà rimessa laterale per la Renzo Lo Piccolo. Riparte la Renzo Lo Piccolo, attacco pericoloso, tentativo di tiro e per un soffio sfiora il gol del vantaggio della Renzo Lo Piccolo. La messa al fondo del portiere dell'Athletic. Persiste il pressing da parte della Renzo Lo Piccolo che continua a chiudere l'Athletic nella propria area. Rimessa dal fondo del portiere che batte velocemente. Ennesimo tentativo da parte della difesa dell'Athletic di uscire dalla propria area. Continua a trovare profonda difficoltà la squadra nero-rosa a causa del pressing continuo da parte della Renzo Lo Piccolo, che riduce ai minimi storici le occasioni della squadra nero-rosa di poter essere pericolosa, potersi guadagnare l'occasione di sbloccare il match. Ti metti al centro! Sali! Sei sempre a sinistra! Intervento ritenuto falloso da parte dell'arbitro. Subito Athletic prova a ribattere subito, l'arbitro ferma il gioco e invita a ribattere il calcio di punizione. Renzo Lo Piccolo richiede il cambio. Non c'è bisogno che mi senti. Entra il numero 16 Caputo Vincenzo al posto del numero 10 Abate Lorenzo. Athletic prova a proporsi in avanti, ma non riesce a superare la tre quarti avversaria, ma attenzione. Ma stai facendo il contrario di quello che ti ho detto allo spogliatoio?
volte, in un minuto. Si propone il numero 7 dell'Atletico. No, Samu! Recupera, Samu! Risultato fisso sullo 0-0 al velodromo Paolo Borsellino nel match tra Atletico Club Palermo e Renzo Lo Piccolo. Basta, Galante! Renzo Lo Piccolo prova a proporsi in avanti. Il numero 11 prova a mettere in mezzo e manca per un soffio l'occasione del gol del vantaggio. Attenzione, per il direttore di gara è giallo per uno dei difensori dell'Atletico. Oh, però parliamo, Oh, alziamoci! Che? Musulmani, alziamoci! Rigore per la Renzo Lo Piccolo. Palla, mister! A battere è il numero 3 Jacopo Giannola. Batte e spiazza il portiere dell'Atletico e segna l'1-0 in favore della Renzo Lo Piccolo. Concentra! Galante! Forza! Galante! Arbitro! Arbitro! Galante! Galante! Martina e Cuccuruto, qua, forza! Io facciamo, cambiamo un nome. Sedici con 9. Entra 16 ed esce 9. 18 per l'8. 17 per 2. Tripla sostituzione per l'Atletico Club Palermo. Vai raga, oh! Vai, 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 vai! Dai Ricky! Dai, oh! Dai! Basta, basta, non tagliare! Devi forzare il lato! L'Atletico prova a proporsi in zona offensiva per cercare di acciuffare il gol del pari. Rimessa laterale per la Renzo Lo Piccolo che riparte dal basso. Attacca, attacca, attacca! No! Vai, non mollare! Non mollare! Oh.
E la riporti indietro! Vabbè! Ma metti in sinistra! Vanno, capitano! Salisci! Luca! Oh! Rimessa laterale E d'amore, guardate, d'amore! Lorenzo Lo Piccolo che lancia lungo. Prova nuovamente a proporsi offensivamente. La difesa dell'Athletic ci mette una pezza e prova a ripartire. Bravo! Gioca! Lorenzo Lo Piccolo riesce a sventare la ripartenza veloce, ma Dai! rimessa. Sarà calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo. Un'occasione preziosa per acciuffare il gol del pari. Poche le occasioni finora avute da parte dell'Athletic Club Palermo. Tentativo di mettere in mezzo il pallone da parte dell'Athletic, che termina nuovamente in calcio d'angolo in favore dell'Athletic, che è pronto a ribattere in mezzo alla ricerca della svettata vincente che non arriva. Risultato ancora fermo sull'1-0 in favore della Lorenzo Lo Piccolo. A segnare il gol che ha sbloccato la partita Giannola Jacopo. Lorenzo Lo Piccolo chiama il cambio. Entra il numero 4 Saverio Bentini, il numero 14 Veneziani Agostino. Dopo, scusa, Saverio, contieni. Vieni qua! Va bene. Vai! Arbitro, le mani sulla schiena però, Esce Emiliano Urso, entra Veneziani Agostino. Vai, sali! L'Athletic si propone offensivamente, prova a cercare il compagno in avanti, ma la palla finisce facilmente nelle mani del portiere. Rimessa dell'Athletic che prova in tutti i modi a inventare delle situazioni da cui poter ricavare il gol del pari. Ora moltissime le occasioni nitide per l'Athletic per riportarsi in vantaggio dopo il gol che ha sbloccato il match su rigore realizzato dal numero 3. Intervento falloso da parte della Lorenzo Lo Piccolo. Diretore di gara invita a mantenere la calma. Punizione per l'Athletic che
prova a lanciare lungo per i compagni, ma non riesce a trovare. Lorenzo Lo Piccolo allontana e tenta la ripartenza sventata dalla difesa dell'Athletic. Ma ecco l'Athletic in area di rigore che prova a mettere in mezzo. La difesa della Lorenzo Lo Piccolo salva tutto. Intervento falloso da parte della Lorenzo Lo Piccolo. L'Athletic ribatte velocemente, ma prendendo di sorpresa il proprio compagno, non capisce l'intenzione del proprio compagno e la palla finisce in rimessa dal fondo. Nel frattempo Lorenzo Lo Piccolo chiede un altro cambio. Oh Gio, mi raccomando, duro! Dai cazzo, dai! Esce l'otto. Sei in coppia, Giorgio! Entra il numero 13 Pusateri Giorgio, esce l'8 Samuel Teresi. Riparte in rimessa laterale per Lorenzo Lo Piccolo il match. Punizione dalla posizione interessante per Lorenzo Lo Piccolo, che ha la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Batte. Tiro murato dalla barriera dell'Athletic. Sbagliato quello che forse era un tentativo di tiro da parte di Lorenzo Lo Piccolo, che finisce però in maniera molto facile tra le mani del portiere dell'Athletic, che prova a ripartire e viene fermato. Prova a ripartire velocemente l'Athletic. L'Athletic tenta in questi minuti finali di gara il tutto per cercare di acciuffare un pareggio sicuramente difficile. La Lorenzo Lo Piccolo ha dimostrato grande capacità in questa partita. Il mister Lorenzo Lo Piccolo invita alla calma per mantenere il vantaggio finora conquistato meritatamente da parte della squadra ospite. Attenzione, ripartenza da parte della Lorenzo Lo Piccolo. Il numero 4 prova a inventare un passaggio seguito da un 1-2 che però è stato disinnescato da parte della difesa dell'Athletic. Un intervento falloso da parte della Lorenzo Lo Piccolo sul difensore dell'Athletic, che termina in un calcio di punizione in favore della squadra di casa, che
che rischia, ancora soffrendo quello che è sin dai primi minuti di gioco un pressing che ha fatto soffrire parecchio, soprattutto il reparto difensivo dell'Athletic, che continua a mostrare difficoltà nel lasciare la propria area di gioco. Tentativo di indicare sulla fascia laterale destra da parte dell'Athletic. Lorenzo Piccolo riesce ad allontanare e tenta la ripartenza sulla fascia sinistra il numero 4, che prova un passaggio per il numero 9 che riesce ad arrivare al pallone. Tentativo di tiro parato dal portiere dell'Athletic da parte del numero 6 Riccardo Lancia. Riparte il numero 4 sulla fascia laterale. L'Athletic richiede il cambio. Esce il numero 3 Christian Kanye ed entra il numero 13 numero 15, pardon, Francesco Siciliano. Nonostante manchino pochi minuti alla fine della gara, non sembra mollare un centimetro Lorenzo Piccolo, che continua a proporsi offensivamente nel tentativo di trovare il gol del raddoppio raggiunto per veramente poco, mancato per veramente poco. Rimane a terra però un giocatore della Lorenzo Piccolo a seguito di uno scontro con il portiere. Prova a proporsi nuovamente offensivamente l'Athletic, non riuscendo però a trovare un compagno davanti, palla che finisce facilmente tra le mani del portiere avversario. Prova a proporsi offensivamente l'Athletic, tentativo sventato dalla difesa Lorenzo Piccolo, che prova a ripartire
Guarda, oh! Ricca, chi hai accanto a te? Ricca, chi hai? Ennesimo tentativo da parte della Renzo Lo Piccolo di cogliere di sorpresa la difesa dell'Athletic. Tenta la ripartenza l'Athletic sulla fascia destra. Sì, agua e non al centro. Oh, signore! Rimane a terra Arbitro è fuori di mezzo metro. il giocatore della Renzo Lo Piccolo, Dolorante. Chiamate il cambio. Nel frattempo sostituzione in casa Renzo Lo Piccolo. Esce il numero 9. Che faccia il cambio. Com'è? Lo spray, Ciccio. Mettiamolo fuori. Agostì, però da muovere, Agostì. Aspetta, un po' di spera. Ok, c'è già. Ok, c'è già. Continua Dolorante, il numero 14 della Renzo Lo Piccolo, dopo un intervento però non ritenuto falloso dal direttore di gara, che invita a ricominciare il gioco nella metà campo dell'Athletic. Abbiamo il lato forte, oh, monta! Sapè, stai lì, sapè! Vai, croce! Su! Tenta di ripartire l'Athletic alla ricerca del gol del pari, ma la difesa della Renzo Lo Piccolo non si fa trovare impreparata. Non riesce a sfruttare l'occasione il giocatore dell'Athletic, che tenta la ripartenza il numero 4 della Renzo Lo Piccolo, imbucata in mezzo, però trova un attento portiere che sventa il gol del raddoppio della Renzo Lo Piccolo. Faccia il cambio, così. Faccia il cambio. No, Michele, veloce. Non possiamo rischiare, però. Non possiamo rischiare, però. Prendila! No, rimaniamo! Ago, ho l'ultimo cambio, Ago, come stai?
mentre l'Athletic si tenta di proporsi offensivamente, si prepara a un ulteriore cambio. Allargati, David. Ora, David. Tentativo di attacco da parte dell'Athletic. Bravo mister! Ora dopo. Arbitro. Montalto. Jacopo, si dice tu nelle Facciamo il 18. 18 per 13. Esce per l'Athletic Club Palermo il numero 18 per il numero 13. Signore! Esce 6, entra 15. Per l'Arenzolo Piccolo invece esce il numero 6 ed entra il numero 15. Calcio d'angolo in favore dell'Athletic, che può cercare il gol per riacciuffare il pari, ma non riesce a dare l'incornata vincente. Quindi si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore della Renzolo Piccolo. Ciccio, vai, però vai, Ciccio, palla loro. Fermare Giorgio. Mano. Guardalo. Bravo, sai. Vai, Caputo. Vincia, siete due spavalone e dovete dare palla. Davide attacca la porta, Jacopo e porta. Sta facendo il difensore centrale, la Vardè! Ciccio! La Vardera! Staccati qua! Porta! Mettiamo! La Vardè! Devi giocare a destra! Sì. Scalici! Devi giocare avanti! Scalici! Devi giocare avanti! Continua a proporsi offensivamente la Renzolo Piccolo, che non molla un centimetro. Allo stesso tempo l'Athletic Vai, Caputo! Allargati! non rinuncia alla possibilità di riacciuffare il gol del pari, ma attenzione, tentativo troppo centrale da parte del giocatore della Renzolo Piccolo per cercare il gol del raddoppio. Devi mandare la palla avanti, il tabellone di gioco, non ce la fa! Devi giocare avanti, devi! Il portiere dell'Athletic invita i suoi compagni a salire per rilanciare lungo e cercare di cogliere di sorpresa la difesa avversaria, che si fa trovare comunque molto attenta e preparata. Un trasso di gioco duro a centrocampo, a terra uno dei giocatori della Renzolo Piccolo, Dolorante. Siciliano! È nostra. È blu, dai. Siciliano! Vieni qua! Vai io. No, Caputo! Sali, Caputo! È il gioco di prima, Caputo! Vieni qua e devi giocare ora! Poi quando devi seguire l'avversario non devi seguire da qua a portartelo lì. Prima lo devi superare. Ripartenza dell'Athletic, che prova a Vattene lì! Dai, sì. Ancora palla, oh! Cambia tutta.
attenzione all'Athletic, alla Renzo Lo Piccolo che prova a lanciarsi sulla fascia destra ma non riesce ad afferrare il pallone che sfila in rimessa laterale. Guardalo, quando mandi? Chiude in fallo laterale la Renzo Lo Piccolo, il tentativo di corsa sulla fascia dell'Athletic che continua a insistere specialmente sulla fascia destra per tentare di trovare la giocata vincente che possa ristabilire la partita in parità. Giocata vincente che finora ha fatto fatica a palesarsi, data l'enorme attenzione della Renzo Lo Piccolo sia in fase difensiva che in fase di pressing alto. Messa laterale per la Renzo Lo Piccolo, numero 14, a seguito dell'intervento falloso verificatosi qualche minuto fa, continua a dimostrare delle difficoltà. Fuori gioco, occhio, croce! C'è Caputo! Rimaniamo! Savè, scala, Gio! Ciccio! Savè! Prova a ripartire l'Athletic per tentare l'ennesima incursione verso la metà campo avversaria, nuovamente abilmente interrotta dalla Renzo Lo Piccolo, che riesce a disinnescare ogni singolo tentativo offensivo da parte della squadra nero-rosa, che riprova nuovamente sulla fascia destra a ripartire. Devi fare prima! Devi mandare! Ma che cazzo volte? Gabri! Voglio da qui! Occhio Seppi, occhio Jacopo! Fuori! Calcio d'angolo in favore dell'Athletic. Errore che può costare caro, che può costare la ripartenza della Renzo Lo Piccolo, che nuovamente si propone offensivamente. Il numero 14 decide di ripartire dal portiere. Altro errore da parte della difesa dell'Athletic che favorisce il gol del 2-0 della Renzo Lo Piccolo, e per l'arbitro può bastare così. Finisce 2-0 il match tra la Renzo Lo Piccolo e l'Athletic Club Palermo.